Ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. C'è mancato, perché sono successe tante cose nel frattempo, tanti impegni, ma adesso ve li mette tutti sul tavolo gli argomenti importanti. Grazie per essere tornato con noi, Claudio Borghi Aquilini, ciao! Ciao Sammy. Quante cose sono successe in queste settimane, partendo certamente dall'arrivo di Trump, che però non è ancora arrivato e forse anche per questo che non c'è stato l'effetto Trump. Te lo dico perché in questo periodo sto facendo rassegna stampa e molti ascoltatori si chiedono: ma cavolo, è la cravatta rossa, non c'è stato l'effetto Trump perché non c'è ancora Trump forse? Ma poi te lo dico subito, i nostri ascoltatori vogliono notizie sulla commissione Covid e tu sei il portabandiera anche di tanta gente rimasta fregata, e sono gentile, dalla situazione vaccini. Le multe, mi scrive subito Franco, che fine hanno fatto? È vero che bisogna pagarle? Mi fermo, Claudio Borghi, non so da dove vuoi partire, io ti cedo volentieri la linea e poi certo alle 10 la pausa e vediamo dove ci porti. Claudio Borghi Aquilini. Vedi, sì, effettivamente hai già apparecchiato una bella colazione, ecco, insomma, mi verrebbe da dire, e saluto tutti quelli che stanno facendo o l'hanno già fatta la colazione. Sono qui a Roma, sto proprio andando alla commissione Covid che si riunisce oggi alle 10:30, quindi insomma, se uno come sempre volesse poi vedere che cosa succede, similari, oltre che chiedere a me, può anche guardarli in diretta i lavori, insomma, e basta andare sul canale, sulla web TV della Camera. Però se invece preferite stare sulle magiche frequenze di Radio Libertà e aspettare la pappa pronta, che vale a dire che vi racconti io che cosa sta succedendo, mi va bene lo stesso, perché oggettivamente è il mio lavoro di rappresentante, quindi lo faccio. La commissione comincia velocemente appunto dalla commissione Covid. Dalla commissione Covid stiamo andando in senso cronologico, cioè vale a dire le prime audizioni che stiamo facendo si riferiscono ai primissimi periodi del Covid, quindi diciamo al riconoscimento della malattia, perché, come, che cosa. Per la serie, chi si aspetta che uno prende e incrimini la gente, no? Una commissione d'inchiesta non ha capito. La commissione serve a far capire alcune cose che potevano essere nascoste, e qualcosa è già venuto fuori, insomma, no? Mi verrebbe da dire. Per esempio, settimana scorsa il simpatico rappresentante dell'ordine dei medici ci ha detto che la famosa tachipirina e vigile attesa, no? Ma era un consiglio, non era mica obbligatorio, in realtà il medico poteva fare quello che voleva. E già vedi che questa roba qua serve, perché praticamente tutti i vari medici che magari avevano delle cure un pochettino più efficaci di quelle inventate da Speranza, e che magari sono stati radiati perché non si adeguavano, ma adesso con questa roba qua loro possono tranquillamente andare ai loro ricorsi, ai loro personali, e sono a posto, perché dicono scusate, in sede ufficiale il Presidente dell'Ordine dei Medici, lo stesso che mi ha radiato, invece ha confessato che in realtà uno giustamente, perché se no altrimenti che medico poteva decidere le cure secondo la sua esperienza, altrimenti che sistema è, no? Cioè, tanto vale che facciamo l'intelligenza artificiale per i medici, e c'è uno, no, all'interno che decide per qualsiasi tipo di malessere che cosa deve prescrivere, non si può fare nient'altro, no? E quindi vedete che cosa serve, no, veramente la commissione? Serve a far venire fuori delle verità, o serve a far venire fuori delle informazioni che invece non venivano date all'epoca, tale per poi proseguire a o avere giustizia personale, oppure
se verranno fuori quando poi si comincerà a parlare anche di vaccini e cose di questo tipo, per poter mettere sul piatto di qualche magistrato dei dati inconfutabili e vedere se poi finalmente alcune situazioni possono essere sanate. Quindi il Covid funziona così. Le multe, no? Perché sennò poi ti scrivono in 50, allora è opportuno chiarire subito. No, le multe non si pagano, cioè nel senso le famigerate multe per gli over 50 sono state un abominio, cioè da nessuna parte del mondo si possono mettere delle multe per obbligo vaccinale. E tra parentesi vorrei anche ricordare che perché tu dici vabbè ma è la stessa cosa, no, non è la stessa cosa, perché anche questa è un'immagine del fatto che non è la stessa cosa che se ci fosse il PD o simili, così come non era la stessa cosa il fatto che noi fossimo all'epoca in quel governo che tanto ci è costato in termini di voti, perché una delle poche cose che si poteva fare all'interno di un governo dove non eravamo decisivi è stata quella di impedire, e basta guardare le cronache dell'epoca, che ci fosse l'obbligo vaccinale per tutti, i bambini inclusi, perché questo era quello che il PD voleva fare, dichiarato apertamente da tutte le parti. Se non ci fossero state delle voci dissenzienti che erano riusciti in quel caso, fortunatamente, a fare un minimo di leva su 5 Stelle che dice vabbè senti io mi sdraio dal PD ma su questo proprio non ce la faccio, ci sarebbe stata l'obbligo vaccinale anche per i bambini. Invece era stato fatto per gli over 50, già non era giusto. Noi al momento la scelta che abbiamo fatto fino adesso è stata quella di rinviarle e lo so che è una scelta che molti non hanno capito, perché dicono ma come, perché non le cancellate? La motivazione è sempre stata una, cioè vale a dire tu devi guardare le regole che ci sono, anche se non ti piacciono. A me le regole europee fanno schifo, letteralmente schifo, ma ci sono. Nell'attesa che si compia la beata speranza che anche i nostri alleati, magari appunto aiutati da Trump, e poi arriviamo a Trump, capiscano che siamo dentro in un sistema economico sbagliato, con delle regole che ci fanno male, con delle regole che non hanno nessun senso dal punto di vista economico, ecco che purtroppo finché ci sono uno dice vabbè, però io devo farci i conti con queste regole. Queste regole che cosa dicono? Dicono che se tu hai un incasso previsto da una legge e non puoi toglierlo se non metti a fronte sul bilancio la stessa cifra. E la stessa cifra va a togliere altre spese perché il sistema europeo ti dice che tu hai una spesa che deve essere concordata con l'Unione Europea e quella è. Poi se tu vuoi spendere di più per altre cose, anche solo contabili, come è il caso appunto di annullare una multa, devi mettere dei soldi che riducono il fatto di poter investire o spendere da un'altra parte. Sempre giusto per far capire a qualcuno, perché io me le ricordo, poi prendo nota di tutte le obiezioni, no, che normalmente mi fanno, quando dicono vabbè ma allora potreste non mandare le armi a Zelensky, all'Ucraina, no, e cose di questo tipo. Ecco, anche supponendo di non volerlo fare, cioè non siamo mai stati favorevoli a risoluzione mandando missili, bombe e cose di questo tipo, no? Però insomma i nostri alleati e maggioranza relativa di Fratelli d'Italia invece hanno preso i voti su questo e legittimamente li hanno anche ricevuti. Ma dal punto di vista sempre di quelle regole che possono piacere o non piacere, ma così sono, le armi all'Ucraina sul bilancio costano zero. Perché? Perché sono cose che sono state comprate in passato, no? Cioè tu il carro armato l'hai comprato 10 anni fa, se tu adesso lo dai all'Ucraina, è considerato che tu hai già speso quei soldi per il carro armato e quindi non viene messo come spesa perché tu stai dando via un qualcosa che hai comprato 10 anni fa. No? Può sembrare poco intuitivo, ma ogni volta che io prendo e mando un carro armato, un cannone o
o anche soltanto una tenda da campo, ecco, o similari in Ucraina, non è considerata una spesa, e quindi non è che posso dire, come qualcuno mi dice, cancello le multe ai non vaccinati mandando un cannone in meno, che poi sono tanti, sono 120 milioni, mandando tanti cannoni in meno in Ucraina. Dovrei toglierli dalla sanità, dovrei toglierli da altre cose. E allora dice, che faccio? C'è una soluzione anche guardando le regole. La soluzione è rinviare. Se io rinvio, sempre per le regole stupide di cui si dice sopra, invece non costa niente, perché tu non stai cancellando una cosa, no? La stai rinviando. E infatti non per niente questa cosa si fa uso e abuso, perché c'è il famoso decreto mille proroghe, no? Cioè, perché c'è il decreto mille proroghe? Perché si fanno mille proroghe? Perché per i sistemi che vi ho detto costa niente. Viceversa non ci sarà mai il decreto mille spese, perché ogni spesa invece va a mangiare sul bilancio. Quindi se tu rimandi le multe fino a che non arriva la prescrizione, e siamo vicini, tra parentesi, non ti costa nulla. Allora, se uno deve scegliere se fare una cosa che ti impedisce di fare 150 milioni di spese per cose un pochettino più utili, magari un ospedale, magari una strada, o una diminuzione delle tasse o similari, tipo la stabilizzazione del cuneo fiscale, allora lo fai. Altrimenti, appunto, se la scelta è posso anche fare la stessa cosa senza impattare sul bilancio, è ovvio che la scelta più facile mi viene così. Poi certo, questo è stato un campanello d'allarme, e forse a questo punto ci ripensiamo, perché il campanello d'allarme cos'è stato? Che noi abbiamo presentato l'emendamento in bilancio alla Camera, ma il presidente di commissione, che ero il ruolo che facevo io la scorsa legislatura, ha un potere, che è quello di dire che quell'emendamento lì non c'entra col provvedimento. E utilizzando un cavillo, il presidente di commissione, che è di Forza Italia, quindi diciamo iper per obbligo vaccinale, no? Come abbiamo detto, cosa ha fatto? Ha detto che quella cancellazione lì, quel rimando delle multe, non era un tema che poteva essere adatto per la legge di bilancio, perché paradossalmente non costavano. In realtà non è vero, perché cioè, è ovvio che stiamo parlando di cifre che, volendo, ci possono essere o non ci possono essere, ma utilizzando questo cavillo ha detto che non va bene per la legge di bilancio e ce l'ha rimandato indietro. Pazienza, cioè, cosa volete che vi dica? Io vi posso assicurare che in ogni caso adesso troviamo un altro sistema, o credo che l'abbiamo già individuato, e chiudiamo la questione. Abbiate fede, cioè, nel senso, quelli che scrivono ma adesso che l'emendamento è stato bocciato bisognerà pagare, no? E cose di questo tipo, insomma, no, in molti casi sono soggetti che allora, quelli che normalmente ci vengono addosso su queste cose sono due categorie: ci sono quelli oggettivamente preoccupati, perché è ovvio che per un bilancio familiare di una famiglia in crisi, e magari anche a un vecchietto gli arriva una multa di 100 euro, è una cosa che gli faccia esattamente piacere, e quindi c'è qualcuno genuinamente preoccupato. Ma quelli che fanno casino sono soggetti. No, aspetta un attimo, che qui c'è uno che Tu mi senti, no? Sì, 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 perfettamente. Perfetto, bene, no, perché scusami, ogni tanto quando sento che no, questi sono altri, sono dei vostri concorrenti che vi vogliono chiamare per sentirmi dire qualcosa, ma io sono con Radio Libertà, questi non gli rispondo nemmeno. Invece che cosa succede? Succede che buona parte di quelli che sono lì a dire ecco, vedete, di quelli sono soggetti che hanno semplicemente l'interesse di darci addosso, no? Cioè che non vedono l'ora che facciamo qualcosa di sbagliato, per dire ecco Borghi, la Lega, ecco così, questo tipo, vedete, ecco che è colpa loro. Cioè, non vanno dal PD a dire è lui che vi ha messo le multe, no? Cioè vengono da noi dicendo hai visto che non è riuscito a toglierle, invece no, noi ci riusciamo,
abbiamo già individuato come e che cosa, quindi che stiano tranquilli tutti quelli che sono lì che aspettano la cancellazione delle multe, che ci sarà quindi o un rinvio o magari appunto stimolati dal rischio che abbiamo corso, visto l'atteggiamento di qualcuno, ci sarà la cancellazione definitiva. Per cui insomma chiudiamo anche questo argomento, adesso vedrete in che forma ci sarà o il mille proroghe o il decreto anticipi, insomma ci sono questi due veicoli che vanno tutte e due bene per attuare un intervento di questo tipo e si farà, quindi tranquilli. Senti, Trump, stanno arrivando Ecco. WhatsApp 340-6709-659, con noi in diretta Claudio Borghi e Aquilini. Trump, la vittoria di Trump che ha vinto, che però non è ancora arrivato, la cravatta rossa di Matteo Salvini, e tutti noi ce la siamo messa una cravatta o abbiamo gridato qualche cosa, perché comunque c'è un cambiamento in atto che però non ha influito minimamente, potrei anche aggiungere, sui risultati elettorali locali in Emilia-Romagna, ma soprattutto in Umbria. Abbiamo 3 minuti prima della pausa, poi ti interromperò come al solito per un minutino e torneremo poi in diretta. Claudio. Ma è abbastanza semplice, perché cioè, in Emilia non c'era candidato Trump, c'era candidata la Ugolini, no? In Umbria comunque, a parte tutto, al di là del fatto che è stata persa, però insomma la Lega è andata discretamente, però al di là di tutto siamo lontanissimi da quello che uno dovrebbe fare, e purtroppo la ragione è una, e secondo me è meglio che la capiscano tutti dentro e fuori il partito, cioè quello che significa Trump per il mondo è rivoluzionario e indica una cosa, che la gente vuole cambiamenti forti. E il governo che sta mettendo assieme Trump è un governo rivoluzionario, cioè stiamo parlando di persone che nel loro settore hanno idee di cambiamento radicale, sia che si parli di sanità, perché appunto prima si parlava di commissione Covid e vaccini, cioè capite, mettere Kennedy Jr. alla sanità c'è un messaggio più forte di così, non so che cosa uno si poteva immaginare, ma in generale tutto il desiderio di votare Trump è un desiderio fortissimo di cambiamento, e infatti non per niente la massa enorme di voti che ha portato Trump è una massa che viene dalla campagna, dai piccoli centri, dai piccoli paesi. Se tu prendi il newyorkese, io ero lì la settimana, pochi giorni prima delle elezioni, no? Se tu prendi il newyorkese che vive in un attico, che guadagna milioni, no? Di questo tipo, per lui il mondo attuale è il migliore dei mondi possibili, e quindi non si sogna neanche di volere un cambiamento, e quindi avrà votato fino all'ultima sua scheda, oltretutto senza bisogno di carta d'identità per andare a votare, e sono andato a verificare che era davvero così, andrà a votare Kamala Harris 50 volte, no? Cioè lui, sua sorella, i suoi figli, tutti quelli che non vogliono votare, no? che vorrebbero stare a casa, che problema c'è? Ti ripresentavi con 80 identità, tanto nessuno te la guardava, e votavi per tutta la famiglia. Quindi questi vorranno mantenere lo status quo per sempre. Quelli che invece non sono mica tanto contenti, perché hanno un sistema economico congegnato, quello della globalizzazione spinta, che fa la ricchezza di pochissimi e fa la povertà di tantissimi, quelli sono un po' incazzati. E allora è evidente che vogliono avere un cambio importante. Quelli che si sono rotti le balle di sentire ogni volta che i problemi, invece di essere la disoccupazione, invece di essere la certezza per il futuro, la sanità, sono il gender, l'LGBT e quelle cose lì, fare la sirenetta nera o similari. Questa qui è gente che si è incazzata come delle bisce, giustamente, no? E quindi a un certo punto sono andati a fare la fila per votare Trump. Ci fermiamo soltanto per un minuto, Claudio Borghi Aquilini, la pausa e poi torniamo in onda. Naturalmente, cari ascoltatori, se avete qualche whatsappino veloce, 340-6709-659, tra poco li leggiamo a Claudio Borghi Aquilini. Stai ascoltando
Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sui social media sono comparsi migliaia e migliaia di video che hanno documentato un fenomeno inquietante. Gli alberi negli Stati Uniti hanno improvvisamente perso le foglie. Sarà vero? Sarà falso? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Quest'anno, all'8 di novembre, noi americani ci siamo svegliati con una sorpresa sorprendente. Tutti gli alberi erano improvvisamente denudati di qualsiasi foglia e abbiamo assistito, la meteorologia è concorde nel riferire che l'elezione di Donald Trump ha accelerato questo fenomeno dei cambiamenti climatici, mentre se avesse prevalso Kamala Harris avremmo assistito ad una nuova primavera in novembre. In pratica le foglie hanno deciso di suicidarsi, o perlomeno le foglie più abbienti hanno scelto di fare la crociera quadriennale in fondo al mondo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Si ritorna in onda 3 minuti dopo le 10. Oggi abbiamo in diretta Claudio Borghi Aquilini. Inutile dirtelo, Claudio, tantissimi WhatsApp al 340 6709 659. In molti hanno acceso la radio in ritardo e quindi mi chiedono: il Green Pass verrà abolito? Vorrei sapere se la multa per gli over 50 che non si sono vaccinato contro la Covid dovrà essere pagata oppure se verrà prorogata la sospensione. E poi c'è un WhatsApp audio, lo sentiamo sul cursore. Buongiorno, a Borghi le vorrei dire che dovrebbe veramente ricordare ogni piezo spinto che noi siamo stati lì al governo a malincuore con Draghi proprio per limitare i danni dei vaccini, che mi ricordo bene, ma tanta gente non se lo ricorda più e vota ancora Forza Italia, che era molto favorevole ai vaccini, e quindi anche tutti i poveri questi bambini che sarebbero stati sottoposti ai vaccini. Invece l'avete limitato oltre ai 50, tra cui sono anch'io tra quelli che non hanno la multa, e io confido molto. Sono fiduciosa tantissimo che la Lega farà di tutto per eliminare quella odiosissima multa dei vaccini. Allora, però lo dovete dire molto, molto apertamente, non avere timore che di fare, come dire, sbiancare Forza Italia. La gente deve saperlo, che allora spingevano per vaccinarsi e ora hanno fatto questo emendamento in modo che le multe vengano incassate. Ecco, lo dovete dire apertamente, proprio Forza Italia, la chiamerei in un altro modo. Grazie Borghi, grazie, ti ascolto sempre volentieri. Grazie, ci fermiamo qui, ma sono tantissimi gli altri WhatsApp. Quando vuoi che te ne giro altri, volentieri. Linea Claudio Borghi Aquilini. Grazie Sammy. Allora, ricordo quindi, per chi non si fosse messo in ascolto, che le multe non vanno pagate, che ci sarà un altro provvedimento con cui o rinviamo ancora fino all'estinzione del sole oppure cancelleremo, anche se
dovesse costare qualcosa. Quindi insomma state tranquilli, è stata tranquilla anche l'ascoltatrice che ha mandato quest'ultimo messaggio, e che ringrazio, perché insomma almeno lei, cioè, insomma, incoraggia sapere che c'è qualcuno che ha capito che cosa abbiamo fatto, i seminari. Poi mi rendo conto che era difficile da capire, quindi è stato giusto essere un po' castigati dagli elettori, però insomma se qualcuno ha capito è ovvio che insomma mi incoraggia. Per quanto riguarda invece, chiudiamo il discorso Trump, capite che è ovvio che per me, che ho seguito le elezioni americane, che sono anni che sto andando in previsione di questo momento a tessere rapporti con i repubblicani, con quelli che peraltro alcuni di essi con cui ho fatto virgolette amicizia negli anni passati, adesso stanno per ricevere degli incarichi importanti, quindi sono molto contento, e che sono stato invece a Parigi in questo fine settimana per la nascita del gruppo dei Patrioti per l'Europa, e quindi ho potuto parlare con Orban, con Wilders e così via, quindi tutti assolutamente entusiasti per quello che si potrà fare. È ovvio che poi uno dice parlo dell'Umbria, no? Così di questo tipo mi cascano un po' le braccia, no? Perché però io li capisco, insomma, e deve essere un messaggio che tutti i nostri eletti devono recepire, cioè gli italiani non vogliono il bravo amministratore in questo momento, cioè anche gli italiani vogliono vedere la differenza. E allora o siamo in grado di farla questa differenza, oppure bisogna dire chiaramente come e che cosa vogliamo fare per ottenerla, perché sennò altrimenti io capisco l'elettore che dice ma insomma, ma io vorrei votare Trump, ma Trump non lo vedo, no, neanche come prospettiva. Voi capite che se invece cerchiamo di fare qualcosa di molto differente, e poi arrivano, come abbiamo visto in questi giorni, i giudici che dicono che tu non puoi, e il Consiglio di Stato, e il capo di gabinetto, e il sistema, e il sindacato. Cioè, noi non dobbiamo avere paura di prendere e andare direttamente alle cause, perché noi non possiamo dire vabbè ma c'è il giudice cattivo. L'elettore giustamente ci chiede che, essendo che siamo noi al governo, risolviamo noi anche la questione della magistratura, della giustizia, per cui la questione in realtà deve essere dipinta in questo modo, cioè noi non dobbiamo avere nessun tipo di timore di far vedere cosa sono le possibilità o i cambiamenti che vogliamo mettere in atto per riuscire a cambiare le cose. Quindi bisogna fare i cambiamenti in modo tale che si mette nero su bianco che il nostro diritto prevale su quello dell'Unione Europea, e quindi nessun giudice può più dire tu non puoi mandare i migranti in Albania o indietro a casa in Egitto, cose di questo tipo, perché l'Unione Europea dice questo e quest'altro. Bene, sveglia che si facciano questi cambiamenti. Io nel mio piccolo, e tra parentesi, oltretutto sono qui in macchina con la collega senatrice Elena Murelli, che regge sulle sue spalle proprio i lavori della Commissione Affari dell'Unione Europea, e noi ci presentiamo, se non ci fossimo noi che tiravamo avanti questa cosa, no? Tante volte i nostri alleati sono lì e dicono insomma sono un po' fatalisti, quindi noi dobbiamo far vedere a tutti che siamo noi la forza di cambiamento, siamo noi che trasciniamo anche gli alleati sulla strada giusta, che è quella appunto di essere un po' rivoluzionari. Perché io capisco che ogni volta che uno si siede su una poltrona, no, gli viene da dire ecco, mi sono seduto in questo ruolo e quindi ho un monte di pratiche così, mi metto lì e faccio il bravo amministratore, smanetto le pratiche, così tipo, ma questo lo faceva anche quello che c'era prima, magari.
Cioè uno deve avere il coraggio di andare alla radice, vedere perché ci sono queste pratiche, far vedere un cambiamento importante ai cittadini che percepiscano che c'è una differenza. È il motivo per cui sono entrato in politica, cioè io sono entrato in politica perché dicevo e mi ero accorto nel 2011 con la crisi greca che noi non eravamo più padroni a casa nostra, che c'era qualcuno che era la Banca Centrale, che era l'Unione Europea e cose di questo tipo, che ci avrebbe impedito, no, di poter gestire appieno la nostra sovranità. Cazzo, se avevo ragione. E purtroppo siamo ancora così, con una consapevolezza ovviamente maggiore. Però dall'avere una consapevolezza maggiore e riuscire a capire che certe cose devono essere date dalla finestra, ce ne passa. E in questo senso, poi io chiudo, almeno lasciando spazio poi per eventuali messaggi, il gruppo dei patrioti per l'Europa che si sta formando è fondamentale per arrivare a fare un cambiamento vero, perché tutti quelli con cui ho parlato, sono stato lì, ho parlato veramente con tanto tempo con la Le Pen, concordano al 100% sul nostro modo di vedere, cioè sono tutti al 100% per il meno Europa e più nazione, sono tutti al 100% per più libertà e meno condizionamenti, meno globalizzazione, meno deliri green o cose di questo tipo, più lavoro, più tutela del lavoro e della produzione domestica, no? Invece che farci invadere da prodotti in giro per il mondo. Nessuno ha paura dei dazi di Trump, anzi siamo felici perché significa che è il via libera perché li possiamo mettere anche noi a nostra volta, perché fino adesso siamo sempre stati invasi da prodotti di merda fatti in giro per tutto il mondo, da gente dove non c'era nessun tipo di controllo, mentre invece i nostri imprenditori dovevano sottostare a 1 miliardo di pastoie, no? E così via, e non potevamo difenderci da niente, perché tanto in ogni caso bisognava che il mondo fosse senza barriere, senza dazi, senza confini. Ecco, se noi capiremo che invece si può cambiare e alla fine ne avremo sicuramente da guadagnare, noi che ancora sappiamo produrre rispetto ad altri paesi, e siamo ancora in tempo per riprendere e riportarci in casa le nostre produzioni che incautamente abbiamo sparso in giro per il mondo, allora forse poi alla fine capiranno, però dobbiamo farlo vedere ai cittadini e questo sarà il nostro compito. E noi siamo qui anche per questo, per fare da megafono a quella che pensiamo e speriamo sia una buona politica, delle buone idee che arrivano anche da voi ascoltatori in questo momento tramite WhatsApp al 340 6709 659 nella trasmissione settimanale di Claudio Borghi Aquilini. Ho visto su X che ti ha scritto, o meglio, hai replicato a un certo Carlo Cottarelli che a proposito delle elezioni regionali dice che sarebbe arrivato forse il momento di semplificare le regole e introdurre strumenti di partecipazione più inclusivi come il voto per corrispondenza. Chissà perché a me fa venire subito in mente il referendum, la facilità con cui sono state raccolte le firme per il referendum, e poi prima o poi qualcuno ci deve andare a votare. Ma se votiamo per corrispondenza, secondo te sarebbe una bella idea quella di votare per corrispondenza, oltre che firmare, appunto come stiamo già facendo in moltissimi a quanto pare, per raccogliere le firme digitali per questo o per quell'altro provvedimento? Claudio Borghi. La fine della democrazia, cioè il secondo dopo che noi diciamo che si vota per corrispondenza o si vota col click, a quel punto significa che le elezioni saranno decise da quello che gestisce la macchinetta. Le elezioni devono essere fatte con una scheda che si mette dentro in un'urna e che poi dopo possa essere ricontata e riguardata sotto gli occhi di tutti. Altrimenti, cioè, se noi diamo in mano al Partito Democratico la possibilità di fare i voti per posta o cose di questo tipo, vedete che arriveranno anche dall'Uganda, cioè prende tutta
la Nigeria, no? E fanno arrivare 300 milioni di voti per posta, e tanto nessuno li controlla, nessuno sa chi li ha messi, nessuno sa chi li ha scritti. Metteranno lì i sindacati, 27, la sede della CGIL diventa lo stampificio dei voti, no? Per tutti, anche gente morta, gente che non è mai esistita e similari. Quindi loro disposti a chiederlo. Se noi facciamo una cosa del genere siamo dei coglioni, ma proprio di prima categoria. Cioè io piuttosto veramente mi incateno in Senato prima che passi una roba del genere. Il voto deve essere di persona, devi andare lì e fare una X su una scheda di carta, poi tutto il resto viene dal demonio. Dobbiamo convincere la gente ad alzare il culo da quel divano e a uscire di casa per andare a votare. Enzo da Como, ma se siamo legati mani e piedi a questa Europa e magistratura, che riforme si possono fare? E poi ancora un WhatsApp audio sul cursore, sentiamo che dice. Buongiorno, sono Salvatore, chiamo dalla Germania e volevo solamente dire che ieri in un paesino nella provincia di Lecce è morta una ragazza di 17 anni per febbre, morte improvvisa. Cioè, io ho i miei dubbi, comunque era solo per informarvi. Se andate a vedere su internet la troverete questa notizia. Nessuno si domanda come mai che questi giovani muoiono così all'improvviso. Buona giornata, ciao. Buon proseguimento di trasmissione. Grazie, buona giornata. Un altro audio sul cursore. Ciao Sammy, sono Massimo da Carcare. Per celebrare la zampata vincente da Leone Donald, una richiesta inusuale, quando poi, Sammy, se ci fai sentire Take Me On Country Road di John Denver. Ah, è vero. E un appello, una dedica al nuovo presidente. Mr. Trump, take us out of troubles. Make peace in the world. Never again war. Thank you, Mr. President, and good job. Ed insomma c'è qualcuno ancora ottimista. Maurizio, far vedere cambiamenti con un alleato che ci ostacola come Forza Italia, per non parlare della Meloni, per il mondo a baciare tutti. Oh signor, è stato un caso la carezza di Biden, eccetera, eccetera. Buongiorno da Marcello, continua a insistere nel sostenere che è necessario che il cittadino sia correttamente informato riguardo all'attività del governo. Non si può più sentire che uno, l'opposizione o similari, dice che il governo sta facendo tagli alla sanità, mentre la realtà è tutt'altra e via dicendo. Chiunque voglia divulgare informazioni relative al governo, questo per legge deve dare solo informazioni corrette. L'ultimo WhatsApp, ma potrei andare avanti fino a questa sera. Caro Borghi, nero su bianco è già scritto che la Costituzione prevale sulle decisioni europee. Ribadiamo che sono previste limitazioni e non cessioni di sovranità, e solo in casi ben definiti. Arrivare a dover mettere per iscritto che la Costituzione è prevalente vuol dire non sapere niente di Costituzione, e se questo è il livello dei parlamentari, allora ha ragione la maggioranza che non va più a votare. Buona giornata, Dario. Claudio Borghi. Ma comincio con l'amico Dario, ma io sono d'accordo anch'io che la lettura è quella lì, però il problema è che se un altro la pensa diversamente, che facciamo? Cioè, in teoria dovrebbe esserci una Corte Costituzionale che dirime la questione, no? Che dà l'interpretazione autentica, ma dato che fino adesso la Corte Costituzionale, che è un organo politico, ricordiamo, non è che la scienza infusa, ha detto cose differenti, insomma, allora bisogna anche mettere, come dire, con le spalle al muro un'eventuale Corte Costituzionale che ha una maggioranza. Adesso, scusate, all'amico Dario, il presidente della Corte Costituzionale, reverendissimo, non sia mai cose di questo tipo, è un ex deputato del Partito Democratico, Barbera. Quindi, insomma, cioè, tu puoi anche dire quello che vuoi, però la tua è un'allegra opinione, quello che, su cui io posso essere d'accordo, e dall'altra parte invece c'è qualcuno che dice il contrario e che ha in questo momento un po' più titoli di te e di me. Per cui se per venirne fuori l'unica maniera è invece scriverlo in modo indubitabile, no? Così facendo
anche un'eventuale interpretazione in malafede può essere sistemata. Per quello, scusate, intanto sono arrivato, grazie. Ecco. Per quello che riguarda invece comunicare, dire cose di questo tipo, certo sì, è sempre lì il punto. È ovvio che noi dobbiamo cercare di spiegare meglio le cose, però c'è anche una forte macchina della propaganda che passa tutto il tempo a strillare cose contrarie su un numero molto ampio di giornali e televisioni. E per chi dice perché dite che Forza Italia è l'alleato e cose di questo tipo, sì, però purtroppo, scusate, adesso non è che voglio essere sgradevole, no, nella cosa, perché ripeto, chi vota ha sempre ragione, e lo confermo, però dall'altra parte va considerato che se uno dei nostri è poco motivato e sta a casa, no? E dice vabbè, io non voto perché insomma non sono contento, e dall'altra parte invece Forza Italia che magari prende tutta una serie di personaggi che hanno un po' di preferenze personali locali perché e così tipo, e alla fine Forza Italia prende più voti rispetto a noi. Ma scusate, cosa credete che sarà il messaggio che passa? Il messaggio che passa sarà che forse le idee di Forza Italia sono migliori rispetto a quelle, capite? Il contrario di quello che voi vorreste. Quindi chi sta a casa sbaglia sempre, cioè chi sta a casa mi rende più debole, no? Nelle mie battaglie, perché dà l'illusione che invece ci sia più consenso per delle idee che sono opposte rispetto a quelle che noi vogliamo fare. Per cui almeno capire che dividere i voti votando dei partitini, che avete preso, c'è qualcuno, no? Io lo so, qualcuno di quelli che ci ha votato, magari è andato e ha votato, non so, per Rizzo, per qualche altro furbacchione, no? di questo tipo qua. Ecco, questi l'1% e quindi dall'esterno si vede che sono battaglie di minoranza, minoritarie, che non interessano a nessuno, no? E così questo tipo. Questo è il messaggio che viene dato. E dall'altra parte quell'1% che avrebbe potuto essere invece dato a noi, dandoci forza per le nostre battaglie, facendoci vedere che c'è più consenso per noi rispetto a quello degli alleati, invece non viene dato. Quindi se uno è libero veramente di votare come vuole assolutamente, e devi cercare, spetta a noi cercare di capire come dare più forza alle nostre idee che siano comprese. Però dall'altra parte, insomma, mi verrebbe da dire che bisogna anche cercare di farsi un pochettino furbi e di far capire come massimizzare il voto. E il voto non si massimizza o non si riesce ad andare nelle nostre direzioni mai con l'astensionismo o stando a casa. Il voto significa sempre cercare di andare verso chi è più vicino alle tue idee, che abbia la possibilità di farti sentire, cioè quindi senza cose velleitarie. Quindi insomma, certo, in questo momento io avrei preferito se ci fosse stato un po' meno di voti finiti o nel partitino o nell'astensionismo, e ci avessero fatto vedere un po' più in crescita di quello che è stato, perché il messaggio sarebbe stato: ecco, vedi che le idee che in questo momento sono prevalenti in Lega dopo gli errori fatti con Draghi e così di questo tipo sono quelli giusti. Pazienza, insomma, noi continuiamo a combattere, però veramente bisogna un po' che capiamo tutti come funziona anche il meccanismo di dare dei segnali, no? con il voto, e l'astensionismo non è un segnale. Il secondo dopo che sei votato con qualsiasi tipo di percentuale, chi vince, come ho scritto, fa la fanfara, e il fatto che ci siano solo il 45% che sono andati a votare, no, su tutti, è già dimenticato e non interessa più a nessuno.
Chiaro, chiaro, chiaro. So che devi entrare in commissione Covid. Ora ti lasciamo andare. Un'ultima battuta, però, che vale per molti ascoltatori che ci stanno scrivendo e anche per il sottoscritto Sammy Varin, devo dire, perché molte volte in queste settimane non ho celato una certa simpatia per il personaggio che hai nominato prima, chiamandolo furbacchione. Sto dicendo proprio Rizzo, parlo di Rizzo. Abbiamo bisogno tutti di uno psicologo. In questo momento sei tu lo psicologo. Come dobbiamo trattare questo Rizzo? Perché molte volte dice cose molto vicine a quelle che pensiamo noi, che pensano i nostri ascoltatori, però come dicevi è un furbacchione, perché ci frega i voti che poi non servono assolutamente a nulla. Claudio. Ma guardate, il meccanismo secondo me è abbastanza semplice ed è la prova Kennedy, mi verrebbe da dire. Cioè, se uno che non ha possibilità di vincere insiste a voler correre da solo, è uno che sta facendo il gioco del PD. Se invece chiede di dire ma mi ospitate con voi nelle vostre liste o cose di questo tipo e mi unisco a voi per una battaglia che condivido, ecco allora quello è sincero. Tutto qua. Quindi quando il compagno Rizzo, invece di tirarsi dietro tutta una serie di personaggi e così via, che in realtà non hanno nessun interesse che non evidentemente fare vincere il Partito Democratico per poi poter dire ecco sono decisivo, così di questo tipo, senza peraltro mai riuscirci, no? Perché in realtà stiamo parlando veramente di piccoli numeri. Si capisce subito se uno vuole fare il furbacchione per se stesso oppure se è veramente animato da un ideale. Cioè io non è che ho pensato a fare il partito di Bucurti, perché così facendo potevo dire di essere che ne so, il capo di qualcosa. Io sono entrato nel partito che aveva più affinità con quello che era il mio pensiero, e poi dopo mi sono messo a lavorare al suo interno per cercare di far prevalere le mie idee anche con altri che all'interno ne avevano di differenti. Quindi se l'amico Rizzo la prossima volta vorrà dire guarda, tanto la pensiamo alla stessa maniera su tante cose, non è che mi ospitate, io sono animo indipendente, così di questo tipo, però insomma non è che mi ospitate nella vostra lista, io farò di tutto per convincere Salvini, secondo me ci riesco a dire sì ok. E lui avrà il posto in una lista dove può essere votato come e quanto vuole per le sue idee, perché alla fine cioè, non si capisce che differenza possa essere in un Rizzo eventualmente votato come partito indipendente o eventualmente votato in un'altra parte. Diciamo che col partito indipendente non passa, no? E quindi sarebbe fuori. Vuol provare a dir la sua? Che venga nella nostra lista e se ha le preferenze, gente che lo vuole ascoltare, ma lo si vota, ma che cazzo ce ne frega? Cioè, l'importante è far capire che tiremo tutti dalla stessa parte. Se invece si gioca a dividere, motivo per cui io penso che questa mia offerta non verrà accettata dal signor Schwitzo, è perché questo, così come tanti altri personaggi, non hanno nessun interesse alle cose che propagandano, sono solo dei furbacchioni che vedono che c'è un certo tipo di consenso per un certo tipo di idee e ci si buttano, confidando di riuscire a strappare un seggiolino per sé, no? Incuranti del fatto che così facendo dividono scampo e così facendo danneggiano le stesse idee che a parole dicono di voler seguire. Quindi Marco Rizzo ci sei avvicinato a Vannacci per qualche sera, vediamo se citofoni in via Bellerio 41 e se vuoi citofonare anche a Radio Libertà ti ospito per una rassegna stampa insieme. Grazie anche Claudio. Il mio telefono ce l'ha. È vero, Claudio Borghi Aquilini, un grande piacere, ci risentiamo martedì prossimo. Ciao, grazie, arrivederci a tutti, ciao.